Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono qua con Daniele Lazzarin, presidente del Vespa Club. Poi guarda che stemma si vede. Allora, come istituzione, io in qualità di sindaco voglio dire un grazie incredibile per quello che hanno fatto domenica con il raduno. Questo 16° raduno che porta a Taglio di Po alle Stelle, però il merito è solamente di chi lavora. Una squadra eccezionale, perché le cose logicamente non si fanno da soli. Ho visto la foto dei collaboratori, sono veramente tanti, complimenti, perché anche la capacità di tenerli uniti, di dirigere il tutto. Sei un buon direttore d'orchestra, si vede. E poi la cosa magnifica è stata la partecipazione. Pensare che Taglio di Po non si vedeva più l'asfalto, non si vedevano più le buche, non si vedeva più niente, perché quasi 700 vespe hanno veramente riempito tutto il piazzale. È una cosa incredibile perché logicamente la visitazione poi è stata, la partecipazione è stata da tutte le parti e questo ci riempie veramente di cuore enormemente. Io purtroppo per un impegno istituzionale non ho potuto essere presente, però il filmato che è stato messo su Facebook non so quante volte l'abbia visto. E ho voluto questo momento proprio per dire grazie, ma grazie di cuore. Allora, nel grazie volevo anche omaggiare il Vespa Club di questo piatto che solitamente diamo agli artisti, però voi siete artisti dello sport, perciò questo è per voi. È un grazie e da parte mia ed è tutto il direttivo. Grazie. Questo è una rivista Delta del Po Veneto che parla del nostro Delta. Magari può essere di spunto per organizzare qualcosa, visto che con le Vespe riuscite a fare un percorso meraviglioso e mostrare a tutti di quanta meraviglia e di quanto bello sia il nostro Delta. Grazie Daniele, grazie infinite. Io volevo ringraziare tutto il mio gruppo, perché da solo non si fa niente. Quest'anno abbiamo fatto veramente il botto. E spero di proseguire negli anni a venire.